Lancia di sassi dal cavalcavia di Mira, i carabinieri individuano e denunciano 3 giovanissimi, 2 di loro minorenni. In almeno 2 casi hanno colpito auto in movimento, lo facevano per vincere la noia. Camion sbanda e salta di corsia, tragico schianto lungo la A13 tra Terme Ugane e Monselice, a perdere la vita un 53enne di Rovigo. Domani il voto per le primarie del PD, in Veneto 461 seggi aperti dalle 8 alle 20 per scegliere la nuova guida tra Zingaretti, Martina e Giachetti. Parte dalla Marca la ricerca di una rinascita di Forza Italia, Santa Lucia di Piave a convegno azzurri e non per portare il partito all'esercito di liste civiche che governano gran parte dei comuni. Troppe fughe di notizie riservate dal municipio di Cittadella ed il sindaco dispone la bonifica di alcuni locali per verificare la presenza di microspie. Vanno al Carnevale di Venezia vestiti da soldati prussiani, ma con armi vere, 4 turisti tedeschi denunciati dalla polizia. L'emozione di Arianna Fontana, la campionessa olimpica di short track che domani volerà dal campanile di San Marco nel nome della candidatura olimpica di Cortina Milano 2026. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali, la cronaca in primo piano con la vicenda che ci arriva da Mira di 3 giovanissimi che lanciavano sassi dal cavalcavia, sono stati denunciati, si sarebbero giustificati dicendo che non sapevano che cosa fare. Sentiamo. La noia era talmente tanta che 3 ragazzi incensurati di 16, 18 e 20 anni hanno pensato bene di riempire il loro tempo andando a lanciare sassi dai cavalcavia di Mira, sovrastanti la linea ferroviaria, strade e autostrade, contro le auto in corsa. Sono stati denunciati dai carabinieri per danneggiamento ai danni di autovetture e per attentato alla sicurezza dei trasporti. Tutti studenti di buona famiglia e incensurati, li hanno definiti i militari, a cui sono arrivate numerose segnalazioni da parte degli automobilisti colpiti dai sassi. Episodi avvenuti dopo Capodanno che i carabinieri della tenenza di Mira hanno collegato tra loro, arrivando in poche settimane ad individuare i 3. A quel punto sono stati convocati a turno in caserma e messi alle strette hanno confessato. È emerso che erano soliti ritrovarsi per trascorrere il tempo libero sopra i cavalcavia, dove si dedicavano a questa attività. 2 le vicende più pericolose. Quelle in cui a essere prese di mira sono state 2 auto che stavano transitando lungo l'autostrada e che solo grazie ai pronti riflessi dei guidatori non sono sfociate in conseguenze ben peggiori. Altre 4 persone invece hanno denunciato danni a vetri e carrozzerie delle rispettive macchine lasciate nei parcheggi, quello della stazione ferroviaria di Marano e quello dell'Iperlando lungo la Romea, ma gli episodi potrebbero essere molti di più. Ed ancora cronaca con il drammatico incidente che si è verificato nella notte in A13 sulla Padova-Bologna. Sentiamo. Un morto e 4 feriti è il drammatico bilancio di un incidente stradale avvenuto in nottata lungo l'autostrada A13 Padova-Bologna, subito dopo il casello di Terme Ugane in direzione Monselice. Un camion ha perso il controllo uscendo di strada verso la direzione di marcia opposta. Il mezzo pesante ha quasi scavalcato il New Jersey, rimanendo sopra il muretto di divisione tra le opposte corsie dell'autostrada. Un 53enne di Rovigo che guidava l'automobile che seguiva il camion è rimasto ucciso nello schianto col mezzo pesante. Inutili tentativi di rianimazione, l'uomo è morto sul colpo. Contemporaneamente nella corsia opposta un tamponamento tra 4 automobili causato probabilmente dalla parziale invasione di corsia del camion ha provocato 4 feriti. Sul posto i vigili del fuoco di Padova e di Este e gli uomini della polizia stradale di Rovigo intervenuti per i rilievi. Le operazioni di soccorso hanno richiesto la chiusura dell'autostrada in direzione Bologna. Torniamo ora a parlare della vicenda del Prosecco, perché se da una parte continua la battaglia dell'asilo e la battaglia tra l'asilo e l'amministrazione comunale di Vittorio Veneto contro l'azienda che ha realizzato a pochi metri dalla scuola un vigneto, oggi c'è da registrare la presa di posizione del governatore del Veneto sulla questione, ma anche quella di Coldiretti sulla richiesta del prefetto di maggiori controlli sui trattamenti che vengono effettuati. Sentiamo.
Evitate di fare progetti imprenditoriali comprando magari dei terreni, dico per quelli del futuro, comprando magari terreni vicino agli asili, vicino alle scuole, vicino agli edifici pubblici o vicino alle case. Penso che questa sia già una regola, non è che voglio far deprezzare i terreni vicino agli immobili e agli edifici, però è pur vero che vicino agli edifici, se vuoi metterci un vigneto, quantomeno deve essere biologico al 100%. Chiaro il messaggio al mondo del Prosecco, che è bene ricordarlo, al momento è il motore economico del primario e non solo nella Marca. Ma come è successo nel passato per i capannoni durante il periodo d'oro dell'industrializzazione, il pericolo sta nell'impatto della produzione con il resto del territorio. Ormai la sensibilità è alta da parte dei cittadini, giustamente, quindi bisogna affrontare il tema con i regolamenti comunali che sono deputati a stabilire le regole. Regole e buonsenso, sottolinea il Presidente dei Veneti, per un prodotto che dobbiamo rendere inattaccabile. Ecco perché vicende come quella di San Giacomo offrono il fianco a chi ci critica dall'estero, puntando a denigrare e quindi a deprezzare il nostro prodotto, vincente in tutti i mercati mondiali. Ed ecco perché richieste come quella del prefetto di Treviso ai produttori per maggiori controlli su utilizzo e ricaduta dei trattamenti non possono che essere condivisi in pieno da tutta la categoria. Il nostro settore è uno dei settori che effettivamente a livello europeo è più all'avanguardia sulla sostenibilità. Quindi... Insomma, non avete paura? No, non abbiamo paura, siamo disponibili al confronto e anzi la collaborazione con le istituzioni è importantissima proprio perché dobbiamo cercare di salvaguardare in primis le aziende stesse nostre, i produttori e il prodotto e poi quindi i consumatori finali. Ma il futuro del Prosecco è soprattutto sostenibilità ambientale con forti investimenti nel biologico. Un prodotto premiato dai consumatori, considerando che nell'ultimo Vinitaly il biologico ha conquistato un 30% in più di tutto il mercato mondiale. Ed è in questa prospettiva che la Regione ha stanziato 13 milioni di euro per la ristrutturazione dei vigneti veneti. Ben venga che ci siano dei fondi per aiutare imprese che comunque ricordo che tuttora hanno investito moltissimo sulla sostenibilità anche rispetto, guardandomi intorno a quello che succede in giro per il mondo. Ed ora la pagina politica perché domani, domenica 3 marzo, si vota per le primarie del Partito Democratico. 461 i seggi aperti in Veneto dalle 8 alle 23 i candidati alla segreteria. Vediamo la situazione nella Marca trevigiana. È fondamentale esserci, diamo tutti il nostro contributo a costruire l'alternativa a Lega e 5 Stelle. Dimostriamo che il Partito Democratico c'è e ha una gran voglia di rimettersi in cammino, accanto a giovani, ai più deboli, a chi non vede prospettive di riscatto, a chi sogna un futuro più giusto e dignitoso. Gazebo aperti dalle 8 alle 20, il PD trevigiano è pronto per la chiamata alle urne nei 69 seggi allestiti nella Marca per le primarie del partito. 3 i candidati alla segreteria, Nicola Zingaretti, Maurizio Martina e Roberto Giachetti. Alle primarie dei singoli circoli, tenutesi nel mese di gennaio, ha vinto Zingaretti con il 48,6%. La proposta di Nicola Zingaretti, che è stata anche quella che ha prevalso all'interno dei circoli sia in questa provincia sia a livello nazionale, è quella che consente di andare avanti, di segnare una nuova stagione, di dare un'alternativa vera a questo governo. Io credo che non rinnegando quello che è stato fatto, ma semplicemente scegliendo di correggere i nostri errori, imparando dai nostri errori, noi possiamo riuscire a dare un'alternativa giusta e credibile a questo Paese. L'ex ministro Martina, nei circoli della Marca, si è piazzato al secondo posto con il 37% dei voti. Ora i sostenitori della sua mozione sperano nel sorpasso. Stiamo a sostegno della posizione di Martina perché ci pare che la sua proposta sia quella più inclusiva e quella che allarga di più il campo. Il Partito Democratico, proprio per la situazione che stiamo vivendo in Italia e in Europa, ha bisogno di allargarsi, di allargare i propri limiti, il proprio perimetro, e Martina penso che abbia già iniziato e possa continuare a svolgere proprio questo lavoro di ampliamento e di espansione del partito. Meno big del partito ma tanti semplici militanti nella mozione che fa capo a Roberto Giachetti e Anna Ascani. Se si vanno a vedere i programmi delle altre due mozioni troveremo che c'è chi dice vogliamo cambiare il Partito Democratico, altri dicono vogliamo andare oltre il Partito Democratico. La mozione Giachetti dice facciamo nascere finalmente il Partito Democratico, quindi andiamo al di là di quelle che sono state le lotte intestine fra correnti e facciamo nascere finalmente un progetto che guardi al futuro.
Per tutti l'importante è andare a votare e soprattutto, una volta che il nuovo segretario sarà eletto, far sì che sia davvero il segretario di tutti. Per esprimere la propria preferenza ci si deve presentare al seggio muniti di documento d'identità, tessera elettorale e contributo di 2 euro. Ed ora nel centrodestra con l'incontro di questa mattina tra sindaci e amministrazioni locali organizzato dal parlamentare di Forza Italia Raffaele Baratto all'ex Filanda di Santa Lucia di Piave, veterani e volti nuovi della politica convocati per un rilancio del partito. Vediamo. È partita da Santa Lucia la rifondazione di Forza Italia nella Marca, che punta a riportare ai partiti l'esercito di liste civiche che governano gran parte dei comuni. Possiamo dire che è un po' una rifondazione di Forza Italia in locale? Forza Italia c'è all'interno di un centrodestra forte, all'interno di un centrodestra dove ci siano anche dei civici. Tanti i volti protagonisti a vario titolo delle amministrazioni locali di ieri e di oggi, che hanno ascoltato gli interventi, a partire dal coordinatore regionale degli Azzurri Veneti, che li ha apostrofati così. Il nostro obiettivo non è solo criticare quello che il governo sta facendo, è dire cosa facciamo noi in alternativa per migliorare la situazione attuale, che risposte vogliamo dare ai cittadini veneti, ai cittadini che noi rappresentiamo. Che Forza Italia punti a distinguersi dalla Lega alleata nei territori ma nemica a Roma lo si capisce dagli applausi durante gli interventi, ma anche nella presenza di quello che passerà alla storia come l'eretico del Carroccio, Giuseppe Covere. Secondo me chi vuol far parte di quest'area, io sono qua per commentare questa idea, deve avere un'idea chiara sull'Europa e sull'euro. Io la ho. Pensiamo di mettere in discussione l'Unione Europea che ci ha garantito quasi 80 anni di pace, signori, io non ci sto. Nei diversi interventi, oltre al risveglio dell'orgoglio politico, è più volte alleggiata la nostalgia per la balena bianca come modello di aggregazione delle liste civiche. Credo che mai come in questo periodo ci sia necessità di coalizioni territoriali, facciano sì che le comunità locali diventino quel luogo favorevole all'impresa come era stato fatto nel passato. Lei è un sindaco espressione di civica pura, cosa ci fa in questa che potremmo definire quasi la rifondazione di Forza Italia? Sicuramente è un movimento che parte con dei presupposti giusti, da capire poi come potrà essere un'eventuale evoluzione. Messaggi a tutta la politica trevigiana da questa mattinata e in particolare alla Lega, sia a Roma che a Treviso. Forza Italia non è succubo a nessuno, Forza Italia è un buon alleato dove si governa bene, Forza Italia non può essere un buon alleato dove non si vuole governare bene. Una manifestazione dei centri sociali del nord-est contro la politica industriale dell'ENI è stata messa a segno questa mattina davanti alla raffineria di Marghera, bloccandone l'accesso. I manifestanti, una settantina in tuta bianca, hanno bloccato la strada d'accesso alla raffineria nella zona industriale di Marghera, esponendo striscioni e scrivendo slogan sui muri perimetrali, accusando l'azienda di praticare una politica dannosa per l'ambiente. Il blitz degli antagonisti è stato deciso dopo l'accordo reso noto ieri tra Syndial e Veritas per studiare le modalità di realizzazione in un'area dismessa e bonificata del petrolchimico di Porto Marghera di un impianto industriale che trasformerà la frazione organica dei rifiuti solidi urbani in bioolio e biometano. Sul viale che conduce alla bioraffineria Eni si è formata una coda fino ad una trentina di autocisterne che hanno dovuto attendere questa mattina fino alle 11 per poter entrare nello stabilimento. Sul posto sono giunti gli agenti della Questura di Venezia in assetto antisommossa che hanno fatto aprire un varco al presidio sbloccando la situazione, fortunatamente senza incidenti. La cronaca giudiziaria ora, ergastolo confermato per il 29enne Giosuè Ruotolo, accusato di aver ucciso con 6 colpi di pistola l'amico e commilitone Trifone Dragone e la sua fidanzata Teresa Costanza Pordenone nel 2015. Ieri sera la sentenza di secondo grado a Trieste. Sentiamo. Conferma la sentenza della Corte d'assise di Udine dell'8 novembre 2017.
fatta giustizia, stasera è stata fatta giustizia per 2 ragazzi che sono morti e non dovevano morire. Per i legali delle famiglie di Trifone e Teresa giustizia è fatta. Per la mamma di Giosuè Ruotolo le parole in lacrime. Questa non è giustizia. Sentimenti contrastanti inevitabilmente dopo che la Corte d'Assise d'Appello di Trieste conferma l'ergastolo. Per i giudici il 29enne Ruotolo, in carcere dal 7 marzo 2016, è il colpevole del duplice omicidio di Trifone Dragone e Teresa Costanza, uccisi il 17 marzo 2015 nel parcheggio del Palasport di Pordenone. Un verdetto atteso dopo che la Corte aveva respinto la richiesta della difesa di rinnovare parzialmente il processo attraverso una nuova perizia sulla scena del crimine. Ruotolo, prima che la Corte si ritirasse in Camera di Consiglio, si è appellato ai giudici. Non sono stato io, contro di me soltanto illazioni, non avrei mai ucciso un amico. Ma la Corte ha confermato il lavoro dei colleghi di Udine, che l'8 novembre 2017 condannarono all'ergastolo il giovane che temeva di perdere una carriera nella Guardia di Finanza per colpa di una denuncia che Dragone le aveva promesso a causa dei messaggi molesti inviati a Teresa Costanza attraverso un fittizio profilo Facebook. 6 colpi di pistola con la beretta 7,65 ritrovata sotto il fango dopo 6 mesi e collegata a Ruotolo. 6 colpi che quella notte hanno straziato il cuore dei genitori di Trifone e Teresa. Che rimanga in carcere senza sconti di pena, che si rifaccia tutti gli anni, perché è giusto che se li devi fare. I nostri ragazzi non hanno più possibilità, non vedranno più la luce del sole, però lui deve rimanere dentro. Per loro la soddisfazione della conferma dell'ergastolo, ma è una soddisfazione amara. Da un altro lato ci ricordiamo che non abbiamo più Teresa e quindi questa è la cosa più brutta che c'è. Ecco, siamo contenti per gli inquirenti, per i nostri legali che hanno fatto un bel lavoro e quindi continua, perché credo che si appelleranno anche a Roma e quindi saremo anche là pronti a combattere. Svolta nelle indagini sul raid vandalico ad un locale del Bassanello a Padova, sentiamo. A 78 anni l'uomo accusato di essere l'autore dei raid vandalici che avevano colpito il Pier 88 del Bassanello. Le bolle gonfiabili all'esterno del locale erano state tagliate una prima volta la notte tra il 12 e il 13 gennaio e quindi, dopo una prima riparazione, la notte tra il 5 e il 6 febbraio. Le indagini dei carabinieri di Prato della Valle, che si erano concentrati anche sui residenti in zona ed erano state condotte grazie alle immagini dei raid riprese dalle telecamere di videosorveglianza, hanno portato alla denuncia dell'anziano per danneggiamento aggravato. Troppe fughe di notizie riservate dal municipio di Cittadella ed il sindaco dispone la bonifica di alcuni locali per verificare la presenza di microspie. Queste fuoriuscite di notizie, queste voci ci hanno fatto anche sospettare che ci potessero essere delle interferenze. È possibile che al municipio di Cittadella siano state nascoste delle microspie? Il sindaco Luca Pierobon ha disposto una bonifica di alcuni locali dopo che troppe questioni delicate e riservate sono uscite da Palazzo Mantegna, nonostante ne fossero a conoscenza solo pochissime persone di comprovata fiducia. Gli 007 assoldati dal comune passeranno al setaccio, tra l'altro, la sala riunioni della giunta, la sala di ricevimento del sindaco e alcuni uffici, un'azione che a Cittadella non ha precedenti e della quale sono state avvisate le forze dell'ordine. Chi potrebbe avere interesse, chi potrebbe aver messo queste microspie? Chiunque, perché quando si parla di questioni che hanno a che fare con l'urbanistica o con la modifica insomma del territorio, chiunque, quando si parla di questioni che hanno a che fare con l'economia locale, chiunque, cioè ci sono notizie che alcune persone potrebbero sfruttare a proprio favore o contro qualcun altro, oppure notizie magari riservate che riguardano persone, riguardano magari dipendenti o cose varie. L'ipotesi di microspie nascoste nel municipio di Cittadella potrà apparire a qualcuno suggestiva ai limiti del romanzo di spionaggio, ma la tecnologia, secondo Piero Bon, si è oramai evoluta a tal punto da permettere facilmente l'acquisto di macchinari di questo tipo. Visto che oggi con pochi soldi, con pochi euro, uno riesce comunque a venire in possesso di apparecchiature elettroniche per poter ascoltare o registrare quello che viene detto, abbiamo pensato di fare una bonifica molto leggera, niente di particolare. Infatti abbiamo preso solo gli uffici, quelli un po' più delicati sotto questo punto di vista. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, linea alla regia, tra poco.
Rieccoci in diretta con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali, la pagina dedicata al Carnevale, che si apre con una notizia curiosa, quella relativa a alcuni figuranti. Si erano infatti mascherati da antichi soldati prussiani per godersi uno spettacolo di divertimento al Carnevale di Venezia, ma il loro travestimento era così perfetto che sono stati denunciati, pensate un po', per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere. La disavventura è capitata a 4 cittadini tedeschi sottoposti a controllo e poi denunciati da una pattuglia della polizia in servizio in piazza San Marco. I 4 uomini infatti indossavano abiti d'epoca raffiguranti militari dell'epoca napoleonica, più precisamente antichi soldati prussiani del 1812, ed hanno attirato l'attenzione degli agenti perché dal fianco del loro costume si notava l'elsa di un'arma lunga. I sospettiti poliziotti li hanno fermati ed hanno scoperto che le armi che avevano addosso risultavano autentiche, delle vere sciabole antiche in grado di colpire o ferire qualcuno. Accompagnati in questura per gli accertamenti del caso, a uno di loro è stato rinvenuto anche un coltello con una lama da 10 cm. Questo basta per far scattare la denuncia all'autorità giudiziaria. Ed è stata presentata questa mattina a Venezia, sulla pista di pattinaggio in campo San Polo, l'aquila del Carnevale 2019, che domani volerà dal campanile di San Marco. Ha gli occhi che le brillano di gioia Arianna Fontana, sulla pista da pattinaggio in campo San Polo con lo splendido costume preparato dall'Atelier Longhi, racconta le emozioni che precedono il volo dell'Aquila domani mattina allo scoccare delle 11 in una piazza San Marco chiusa a 23.000 persone. Ho ricevuto questa telefonata inaspettata dove appunto mi hanno proposto di essere l'Aquila del Carnevale di Venezia e io sono rimasta subito un po' sorpresa perché sinceramente non me l'aspettavo e poi comunque ero piena di gioia perché era qualcosa, penso che sia qualcosa di unico il Carnevale di Venezia. La pattinatrice azzurra portabandiera dell'Italia negli sport invernali con ben 8 medaglie olimpiche nella disciplina dello short track, è una delle sportive di categoria più titolate ed è sbarcata in laguna con un ruolo importante: promuovere la candidatura di Milano Cortina ai Giochi Olimpici invernali. Penso sinceramente sia un nostro punto di forza, anche basandoci sull'agenda 2020, e in questo modo riusciamo davvero a sfruttare strutture già esistenti senza dover sprecare soldi per costruirne di nuove. La pattinatrice si dividerà tra sport e... Io vorrei arrivare alle prossime Olimpiadi. Questo sarebbe il mio sogno, ma prima di quello dobbiamo pensare a vincere questa prima battaglia per portare a casa queste Olimpiadi. Domani intanto non teme di soffrire di vertigini. Sono abbastanza tranquilla per ora, poi forse magari una volta avrò il cuore un po' a 1000, però credo di riuscire a gestire la situazione. Niente Fedez dunque domani, ma per gli organizzatori quella del rapper era stata sempre solo un'ipotesi ed il forfait della pop star non intacca il successo dell'edizione in corso del Carnevale veneziano. Non è solo bello il Carnevale di Venezia, è anche una gallina dalle uova d'oro che distribuisce introiti e indotto in città. Una recente indagine ha calcolato che i carnevali in Italia portano un volume d'affari di 245 milioni di euro. Un terzo di questo importo lo porta da sola Venezia. A rivelarlo è Piero Rosasalva, il presidente di Vela, la società braccio operativo del comune che organizza la Kermesse. E poco importa che per domani Fedez abbia dichiarato forfait. C'è stato detto che forse ci sarebbe stata una seconda performance da abbinare al volo dell'Aquila, come del resto c'è stato domenica scorsa il volo dell'Angelo e dell'Angelo Guerriero, e c'è stato detto di tenerci pronti dal punto di vista tecnico, organizzativo, logistico. Il programma sta avendo un grande successo, ma non è ancora tempo di bilanci. Abbiamo ancora 4 giornate caldissime, grassissime, come si dice, è meglio aspettare per i bilanci. Noi siamo impegnatissimi perché tutto vada per il meglio. Anche Rosasalva seguirà domani con emozione il volo di Arianna Fontana. Abbiamo già vissuto delle emozioni straordinarie, perché ricordo che nel passato abbiamo
avuto delle aquile straordinarie, dalla Federica Pellegrini alla Francesca Piccinini a Carolina Costa, abbiamo avuto Giusy Versace, abbiamo avuto tantissime atlete di altissimo livello. A questa collana meravigliosa si aggiunge una gemma preziosa, evidente che per me è un'emozione doppia, anzi tripla, come cittadino, come sportivo e come appunto presidente dell'organizzazione del Carnevale. La Kermesse carnevalesca è anche l'occasione per lanciare un messaggio importante di rispetto della città. Questa perla, questo gioiello va sicuramente tutelato e rispettato, quindi il messaggio che diamo al mondo è quello di venire qui ma di rispettarla. E torniamo anche questa sera a parlare della vicenda del piccolo Joe. Come avete visto nel corso del telegiornale, nei titoli che scorrono in sovraimpressione è cambiato l'IBAN per le vostre donazioni, quindi a questo nuovo IBAN dovete fare riferimento. Ma quello di oggi è stato anche un pomeriggio davvero carico di emozioni per questo bimbo che ha potuto giocare a calcio con i pulcini della piazzola. Vediamo. Vai Danny, vai Danny. Beh, non solo domenica scorsa ha dato il calcio d'inizio alla partita al Mercante, ma sta già provando i primi calci in gruppo. Una gioia vedere il nostro Joe giocare con i bimbi al suo sport preferito, il pallone, e pensare che tutto questo è stato possibile grazie alla sensibilità di questi ragazzini che dopo aver conosciuto la sua storia hanno voluto coinvolgere il nostro piccolo guerriero in uno dei loro allenamenti nel campo di Piazzola. Giovanni si sta divertendo un sacco, gli piace un sacco e speriamo che continui anche a piacergli. Abbiamo pensato che questa fosse la cornice migliore per avere con noi anche Giovanni, che è un bambino anche lui, voglioso di giocare a calcio e con la speranza che un giorno possa arrivare anche a questo. Un appello che anche questi giovanissimi calciatori hanno accolto e sposato sin da subito, e continua la vostra corsa alla solidarietà. Siamo a quota 133.000 euro, una goccia dopo l'altra per arrivare al mare dei 400.000, la cifra da raggiungere per l'operazione da fare in Florida che permetterà al piccolo Joe di correre, giocare e camminare come gli altri bambini. Lui, che seppur piccino con i suoi 2 anni e poco più, ha già realizzato il più grande gol, facendo rete nei cuori di tutti voi telespettatori. Ecco, ricordiamo quindi che chiunque volesse contribuire al progetto per aiutare questo bimbo a realizzare questo delicatissimo intervento chirurgico negli Stati Uniti può effettuare un versamento appunto al nuovo IBAN che vedete nei titoli che scorrono in sovraimpressione. Ed era questo il nostro ultimo servizio per l'edizione del Veneto dei nostri TG. Vi ringrazio per essere stati con noi, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo. Arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Alta pressione ancora dominante, non cambia dunque il tempo sulle nostre regioni. Nel dettaglio sul Veneto avremo un tempo asciutto e stabile grazie alla costante presenza dell'anticiclone. Sarà soleggiato ovunque e il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutti i settori. Temperature minime tra 1 e 3 gradi, massime molto miti comprese tra 11 e 17 gradi. Diamo ora uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Anche qui sarà bel tempo, il sole sarà protagonista di questa prima domenica di marzo e il cielo si presenterà poco nuvoloso, salvo per qualche innocuo addensamento, specie al mattino. Temperature minime tra 3 e 4 gradi, massime gradevoli comprese tra 13 e 17 gradi circa. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Poche novità, sarà soleggiato infatti anche sulla nostra regione, dove il cielo si presenterà al massimo con presenza di poche nubi a carattere sparso. Non sono attese precipitazioni. Temperature minime tra 2 e 3 gradi, massime piacevoli intorno ai 16 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.